Musica per il sociale, il progetto nato nel 2015 da un'idea del tenore Francesco Grollo con lo scopo di sostenere e incentivare la presenza delle persone con disabilità e fragilità agli eventi musicali, approda a Cartigliano con il gran concerto fissato nella suggestiva cornice del Parco di Villa Morosini Cappello il prossimo 30 luglio. Ospite d'eccezione e testimonial dell'evento proprio l'artista del bel canto di fama internazionale Francesco Grollo. Un abbraccio a queste persone, soprattutto alle persone più fragili, magari le persone che molto spesso sono anche isolate, le vogliamo portare in piazza assieme a tutta la cittadinanza per avere un momento musicale delle nostre grandi tradizioni operistiche. Le cose più conosciute naturalmente. Vogliamo che sia un abbraccio per tutti, con ingresso libero e gratuito, per sentirsi anche parte integrante della comunità. Attraverso la musica, che come ben sappiamo è il linguaggio universale da tutti compreso, che arriva direttamente al cuore. Assieme a Grollo l'Orchestra Regionale Filarmonia Veneta, il Coro Filarmonico Veneto e il Coro Accademia Tetracordo, con la direzione dei cori affidata a Maria Grazia Marcon, maestro concertatore e direttore Gerardo Felisatti. E c'è grande attesa anche da parte dell'amministrazione comunale di Cartigliano. Avere più di 100 artisti sul palco e avere degli ospiti d'onore come Francesco Grollo è una cosa non da poco, e mi auguro che ci sia tantissima partecipazione, soprattutto anche da tutto Cartigliano e da tutto il territorio, per far capire alle persone speciali che gli siamo vicini.